I giovani italiani in viaggio verso Roma, questa sera l'incontro con il Papa al Circo Massimo in diretta su Telepace. I ragazzi liguri hanno lasciato Portovenere dove ieri sera hanno partecipato alla messa. Battezzati due gemellini a Orero, Filippo e Nicola Arata hanno riportato vita e speranza in una valle alle prese con il dramma dello spopolamento. I genitori hanno scelto di valorizzare la famiglia e la tradizione. Il comune di Nea ha festeggiato il patrono San Lorenzo. Nell'occasione è stato inaugurato il nuovo piazzale della Cappellina di Conscienti, realizzato grazie alle offerte dei fedeli. Un tuffo nel passato a Rocca Tagliata di Neirone in occasione della festa di San Lorenzo, danze medievali, sbandieratori, giochi antichi, duelli di spade in piazza e molto altro ancora. Buongiorno a tutti, bentornati al TG13. Entra nel vivo il cammino dei giovani italiani verso l'incontro con il Papa, in programma a Roma questa sera e domani. Questa mattina i ragazzi della Liguria hanno lasciato Portovenere e si sono messi in viaggio verso la capitale. Ieri sera la messa a Portovenere e il concerto del Gen Verde. La celebrazione è stata presieduta dal vescovo di La Spezia. La sintesi nel primo servizio. La vita non è una casualità, siamo frutto di un progetto che non viene da un Dio freddo e ostile, ma dal cuore di un padre. A dirlo Monsignor Ernesto Luigi Palletti, vescovo di La Spezia, nella messa a Portovenere, partecipata dai giovani pellegrini liguri. I ragazzi, dopo 5 giorni di cammino, hanno sostato in preghiera prima del viaggio verso Roma, dove li attende il Papa. Palletti ha spiegato che non c'è una formula magica con la quale rivolgersi al Signore. Gesù dice di chiamarlo Padre, ciò significa che noi siamo figli. E questo vuol dire che allora la nostra vita è stata pensata prima ancora che si accendesse in noi. Noi siamo nel pensiero di Dio da tutta l'eternità. Chissà se ci abbiamo mai pensato, ma in modo serio, certo pensato sicuramente, ma fermarsi un attimo e dire: Dio mio, tu mi pensi, tu mi stai pensando. Tu mi stai volendo in questo momento, tu stai pronunciando il mio nome in questo momento, e allora io esisto. Dio ci prende sul serio più di quanto facciamo noi, ha proseguito il vescovo di La Spezia. La vita dunque non può che essere una chiamata del padre e la risposta dei figli. Non esiste una vita fai da te, è forte, è la tentazione della vita fai da te. Il mondo te la propone, dopo te la propina e dopo te la rovina. Perché quando questa vita vai da te, non fa più da te, sei diventato uno scarto e magari devi essere anche eliminato perché gli scarti si gettano. Dio non ci chiama come un padrone, ha concluso Monsignor Palletti, ci chiama amici. Di qui la domanda: quanto è vero questo nella nostra vita? Il pericolo, ha dunque sottolineato, è di una vita da credenti dove però non cambia nulla e dove il Signore viene sempre dopo. Che bello se invece aprissimo il Vangelo e dicessimo: Signore, vengo subito. È una grossa sfida, Provate ad aprire una pagina di Vangelo, a caso, tanto non esiste la casualità. E poi per quanto sia un caso quella parola di Dio e parla sempre. E quello che ti propone gli dici: vengo subito. Oggi dunque ci sarà il grande incontro dei giovani con il Papa al Circo Massimo di Roma. La diretta sul canale 15 di Telepace prenderà il via alle 18:30. Domani mattina alle 9:30 la messa in piazza San Pietro presieduta dal presidente della CEI, il cardinal Gualtiero Bassetti, e a seguire l'arrivo di Papa Francesco. La mattinata si concluderà con la recita dell'Angelus. Anche domani saremo in diretta su Telepace 1. Abbiamo parlato di vita, continuiamo a farlo venendo sul territorio. Il battesimo di due gemellini ha portato un'intera comunità a ritrovarsi dopo molto tempo per celebrare la vita in una zona dell'entroterra alle prese con molte difficoltà e con il problema dello spopolamento. È successo ad Orero, dove Ambra e Roberto Arata hanno battezzato i loro piccoli, Filippo e Nicola. Vi raccontiamo questa storia. Per pochi istanti Orero ha fatto un salto nel tempo, agli anni in cui le comunità dell'entroterra erano vive e popolate e dove gli eventi principali di un borgo, come una nascita o un battesimo, non erano così eccezionali. Domenica scorsa due piccolini, Filippo e Nicola, hanno riportato la vita nella piccola frazione della Fontana Buona. Se la valle è alle prese con il dramma dell'abbandono e dello spopolamento, c'è chi torna nei propri luoghi d'origine per ravvivare l'amore verso la famiglia e le tradizioni. È accaduto nella chiesa di Sant'Ambrogio di Orero, dove Ambra e Roberto Arata hanno battezzato i loro gemelli, nati lo scorso giugno. C'è un lungo filo, d'altra parte, che porta indietro nel tempo. Nella chiesa sono stati infatti battezzati Roberto, il fratello sacerdote, Don Claudio, e il primogenito della famiglia, Pietro. Non è una cosa da poco, insomma, quando la vita torna a illuminare un piccolo comune dell'entroterra.
Ho visto questi anni, anche prima, sfogliando il registro, che i battesimi in questi 5 anni, almeno qua per la parrocchia di Orero, del nostro entroterra, sono stati 5 battesimi. Io ho abituato anche a Cuba ogni mese a celebrare appunto il battesimo di 5, 6, 7 bambini. Per me qua è tutto diverso. Grande la gioia dei genitori di Filippo e Nicola e di tutta la comunità di Orero. La famiglia di mio marito è appunto di Orero ed è un segno di attaccamento comunque alla tradizione e alla famiglia, e quindi ci piaceva rinnovare questa tradizione. Il battesimo è il primo passo dei nostri bambini nella famiglia della Chiesa e quindi è una gioia comunque immensa. Il fatto poi che mio fratello sia prete è sicuramente un'emozione in più. Dopo 9 mesi di lavoro nella missione interdiocesana a Cuba, Don Claudio ha fatto rientro in Italia con il grande desiderio di rivedere tutta la famiglia. Con proprio questo desiderio grande di vedere, di conoscere i nipoti e oggi di celebrare con loro il dono del battesimo, il sacramento del battesimo. Cronaca: è stata ritrovata nel tardo pomeriggio di ieri la compagna del clochard trovato morto lunedì in località Bracco di Moneglia in stato di decomposizione. È stata rintracciata in una zona piena di rovi. Per tirarla fuori di lì è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco di Chiavari, che si sono fatti strada con una motosega lungo il torrente San Lorenzo. La donna, moldava, del 1969, era in stato confusionale, tuttavia in buone condizioni fisiche. È stata portata in caserma, dove è stata sottoposta ad interrogatorio sulla morte del compagno, il rumeno di 58 anni. I carabinieri escludono comunque che possa avere a che fare con la sua morte, spiega il comandante Massimo Esposito, che aggiunge: l'autopsia sul corpo dell'uomo è stata eseguita e non risultano segni traumatici. Veniamo alle notizie religiose della diocesi. Il comune di Ne ha festeggiato il suo patrono San Lorenzo. I fedeli si sono riuniti nella cappellina di Conscenti intitolata al santo per i vespri e la processione. Nell'occasione è stato inaugurato il nuovo piazzale. Vediamo. Tutti sono chiamati a servire, è l'insegnamento che arriva da San Lorenzo, uno degli esempi più forti al quale guardare oggi. Il messaggio è emerso durante la festa patronale del comune di Ne, celebrata nella cappellina di Conscenti. Don Gianluca Trovato, rettore del santuario di Montallegro, ha sottolineato gli aspetti di significato del santo: il servizio, appunto, la sua giovane età, il dono della propria vita e l'amore per i poveri. C'è come un invito per ciascuno di noi a riguardare la nostra vita non semplicemente come l'occasione che abbiamo per trattenerla, ma se la vogliamo vivere in pienezza, se vogliamo essere felici, non possiamo che donarla, come lui. Se dicessimo imitarlo diremmo una cosa falsa, perché non ce la facciamo. Guardarlo sì, e cercare in qualche modo di interrogare la nostra vita, se siamo capaci di servire, di amare e di avere a cuore i più poveri. La festa di San Lorenzo ha chiamato a raccolta la popolazione. In questo clima è stato inaugurato il nuovo piazzale della cappella. I lavori, finiti lo scorso dicembre, sono costati 10.000 euro, frutto delle offerte dei fedeli. L'intervento è stato affidato all'architetto Roberto Spinetto e all'impresa Nuova Costruzioni San Biagio di Ne. Sono stati rifatti i livelli, regimate le acque e rimessa a nuovo la pavimentazione, che oggi appare con masselli autobloccanti ad effetto pietra, il cui disegno invita a guardare verso la porta d'ingresso della cappella. Il comune ha dato una mano con l'iter burocratico e ha contribuito a rifare l'illuminazione. Si è detto che questi punti sono centri di aggregazione anche sociale, non solo di culto, e devo dire che quando le cose vengono bene e si sta bene nei luoghi dove si può fare aggregazione è una bella cosa, visto che è il patrone del comune, ci sembrava doveroso appunto lavorare e collaborare insieme alla parrocchia, insieme ai cittadini tutti. Anche la frazione di Rocca Tagliata di Neirone in Valle Fontanabuona ha celebrato San Lorenzo. Oltre alle celebrazioni religiose, il borgo è stato interessato da una rievocazione medievale. Vediamo. Divertimento, musica, cibo e molto altro per la festa di San Lorenzo a Rocca Tagliata di Neirone, organizzata dal comune in collaborazione con tutti gli abitanti del luogo. La rievocazione storica dei Fieschi ha animato la piazza del paese e fatto divertire più di 100 persone. Al mattino è stata celebrata la Santa Messa e al pomeriggio, dopo il Vespro, si è tenuta la processione per le vie del borgo. Qual è la particolarità della festa di San Lorenzo a Rocca Tagliata? La festa di San Lorenzo è molto sentita perché molte persone che non sono più
qui residenti ritornano a trovare appunto le amicizie, si fa il pranzo un po' come se fosse Natale, si ritrovano e passano una giornata insieme e poi insomma, vivono anche la piazza e gli eventi che sono sia religiosi che un pochino più così rituali, diciamo. Un vero e proprio tuffo nel passato, danze medievali, sbandieratori, giochi antichi, duelli di spade, principe e principessa. Principe e principessa, come sta andando? Direi che sta andando tutto bene e oggi ci siamo divertiti molto. Sono arrivati gli sbandieratori di Lavagna che ci hanno aiutato a coinvolgere il pubblico, hanno fatto un bellissimo spettacolo. Anche noi siamo andati là a fare quei balli, abbiamo provato insomma, a intrattenere il nostro pubblico e niente, abbiamo cercato di coinvolgere anche la gente a ballare e direi che insomma, ci siamo divertiti noi e anche il pubblico. È la prima volta che partecipate a questa festa oppure già da diversi anni? No, ormai questo è già il 6° anno che lo facciamo e ci troviamo bene, ecco, sì, ci piace. Io mi diverto da morire poi a ballare, poi facciamo le prove, ogni sera siamo qui a provare e ci troviamo davvero bene, sì, io mi diverto molto. Per coinvolgere tutto il paese, facciamo rivivere un po' anche il paese, insomma. Cerchiamo di divertirci assieme, di creare un bel gruppo unito. Quanto è sentita questa festa? La Rocca Tagliata moltissimo, cioè io la vivo da quando sono piccola e poi con questo fatto del Medioevo è molto più divertente, ci divertiamo molto di più. La festa io ce l'ho proprio dentro, io la sento tantissimo e è bellissima, è bellissima. Questa notte intorno alle 3 un'auto è precipitata giù dal ponte della Vittoria. Nonostante il volo di circa 10 metri, la persona all'interno della vettura è rimasta illesa. Sul posto il 118, la Croce Rossa e i Vigili del Fuoco di Chiavari. L'automobilista è stato portato per accertamenti al pronto soccorso di Lavagna. Torna il festival In una notte d'estate, promossa da Lunaria Teatro. Diversi gli appuntamenti sul territorio del Levante. Si parte il 17 agosto a Sestri, Levante, e si prosegue con Chiavari. Gli appuntamenti si terranno nel primo caso all'Arena Conchiglia e nel secondo all'Auditorium San Francesco. Per prenotare occorre andare sul sito www.lunariateatro.it. Lo spettacolo Maruzza Musumeci del 25 agosto a Chiavari sarà gratuito, offerto dal Comune. Ma sentiamo l'intervista di presentazione. Qual è l'identità di quest'anno, del percorso che farete anche sul nostro territorio? Il concetto principale è proprio l'identità. Quest'anno l'abbiamo attraversata in molti modi a Genova, in piazza San Matteo, che è la nostra sede principale. Adesso andiamo sul territorio del Levante, a Sestri e a Chiavari. Per esempio il 17 di agosto siamo a Sestri Levante con Loriana della Fallaci. È stata una delle giornaliste più importanti del nostro presente, con un culto proprio autorevole dell'identità, della sua personale identità. E quindi abbiamo fatto con un giornalista che si chiama Gianfranco Sansalone un percorso tra le sue interviste, ma anche i suoi scritti, i suoi racconti, i suoi romanzi, insomma la sua autobiografia. Il 20 agosto a Chiavari invece che cosa accadrà e dove? All'Auditorium San Francesco una proposta per i più piccini che c'entra tanto con l'identità. Pinocchio è uno spettacolo per bambini ovviamente, è direttamente gestito da noi come Lunaria Teatro con un attore straordinario che interpreta tutti i ruoli, canta le canzoni più importanti di Pinocchio e muove anche i burattini, tutti i pupazzi e tutti i personaggi. Il 24 agosto l'omaggio a Tenco, dove siamo invece e che cosa accadrà? Siamo a Sestri Levante e lì facciamo uno spettacolo che c'entra tanto con l'identità del cantautorato ligure, genovese, quindi uno spettacolo dedicato a Tenco con l'esecuzione dal vivo di quelle che sono le sue canzoni che sono entrate nell'animo di ciascuno e hanno veramente partecipato a creare un'identità della scuola genovese. Il 25 di agosto si ritorna a Chiavari, questa volta attraversando il percorso letterario di Camilleri. È una proposta direttamente sostenuta dal Comune di Chiavari che l'ha dato aperto al pubblico. È un Camilleri particolare, un Camilleri dedicato al mito, ma sempre con la sua revisione, con la sua ottica di revisione ironica del mito di Ulisse delle Sirene. Ora vediamo la rassegna stampa con i titoli dei quotidiani in edicola quest'oggi e poi ci ritroviamo con gli ultimi aggiornamenti.
Prima pagina di Avvenire, la lira va in fumo, Turchia in crisi, alta inflazione, fuga di capitali, la moneta si svaluta e soffrono pure Unione Europea e Italia. Tensione sui mercati per la divisa di Ankara che ha perso il 30% del valore nel 2018. La fotonotizia a centropagina, torna l'incubo Ebola nel Congo degli scontri, le profilassi rese più difficili dalle violenze politiche. A centropagina, genitori senza numeri e manovra senza cifre, il governo italiano, il ministro degli interni cambia a metà i moduli divisi sul bilancio. All'interno del quotidiano Cattolico, i sindaci pronti a chiedere i danni sul bando periferie. Ricci del PD spiega, già spesi 150 milioni, adesso rischia di bloccarsi tutto. L'Italia dei giovani incontra Francesco da 195 diocesi questa sera al Circo Massimo per la Notte Bianca delle Chiese di Roma. E a fianco un articolo di Don Alberto Gastaldi, Preghiera e rinascita camminando lungo la riviera di Levante. Il racconto del Don che accompagna ragazzi da Genova, La Spezia e Chiavari. In primo piano, sul secolo XIX, Savona propone a Draghi un piano da 50 miliardi per realizzare le riforme. L'ipotesi più spese in deficit, manovra spunta il quoziente familiare. A centropagina, Bagnasco, in Europa avanzano spinte anticristiane, la dichiarazione del cardinale. L'apertura del Levante, escursioni, natura, benessere e tipicità per rilanciare la Val Fontana Buona. Ascom Chiavari si schiera con i commercianti e promotori del progetto finalizzato a far ripartire l'entroterra. All'interno del quotidiano, così può cambiare il sistema di pesca per evitare la cattura delle tartarughe. Troppi esemplari prelevati accidentalmente con le reti, il comandante della Capitaneria ne parla alla festa del mare, l'incontro a Rapallo. La cronaca, cuoco in carcere, minacciava la moglie con una mannaia, originario dello Sri Lanka, ha picchiato la donna puntandole contro una lama. Gli ultimi aggiornamenti dalla redazione dove è pronta Francesca Caporello. A te Francesca. Sì, grazie Maurizio, buongiorno a tutti i telespettatori. Sacchetti e rifiuti abbandonati accanto ai cassonetti è ciò che è stato ritrovato ieri in località Caperana, Chiavari, nei pressi della curva di San Lazzaro. La polizia locale e la nettezza urbana del comune non solo hanno intensificato i controlli, ma portano avanti una vera e propria lotta contro tali atti incivili, affinché questi non continuino a recare danno al decoro e all'immagine della città. Gli agenti, dopo aver visionato le immagini delle videocamere, hanno individuato i responsabili, ai quali verrà notificata una multa da 300 a 3.000 euro, che aumenta fino al doppio se si tratta di rifiuti pericolosi. E dalla redazione è tutto, ripasso la linea allo studio. Grazie Francesca, concludiamo con un appuntamento religioso, andiamo sul nostro sito teleradiopace.com, la comunità parrocchiale di Camposasco, siamo a San Colombano Certenoli, si prepara a celebrare la festa di San Gaetano. Questa sera alle 21 la messa prefestiva, domani alle 9:30 la celebrazione eucaristica, alle 17:30 il vespro e la processione. La liturgia sarà presieduta da Don Gianluca Trovato, rettore del santuario di Montallegro. Al termine si svolgerà l'incanto con i prodotti della parrocchia. Per quanto riguarda la nostra programmazione, vi ricordo oggi pomeriggio alle 18:30 la diretta sul canale 15 di Telepace dal Circo Massimo di Roma per l'incontro dei giovani italiani con Papa Francesco, il telegiornale sempre sul canale 15 di Telepace. Ci ritroviamo con le informazioni sul nostro sito www.teleradiopace.com. Grazie per averci seguito, buon proseguimento di giornata e buona domenica a tutti.